Grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. Voi siete i campioni. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie caro Andrea, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 26 di giugno dell'anno del Signore 2024, la numero 823, ne mancano 2 alla fine di questa stagione di Zoom. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, è diventato un bellissimo giornale online dove troverete il meglio della nostra programmazione, ci potrete anche sostenere. Ma adesso banda alle ciance, avete ascoltato Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock 1954, e abbiamo con noi a chiusura di questo ciclo annuale, signore e signori, niente po' di meno che Sua Soavità Paola D'Amico, sigla. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Oh, vostra Soavità, buonasera e bentrovata. Buonasera Antonino, buonasera a tutte e tutti e complimenti per il microfono d'oro. Ho letto la notizia, sono veramente strafelice. La tua trasmissione, la vostra trasmissione, il vostro lavoro è finalmente stato premiato, quindi ancora complimenti. Merci beaucoup, insomma, speriamo di essere degni di questo riconoscimento. Devo dire un riconoscimento molto importante e sono veramente orgogliosa di essere della vostra squadra. Allora, chiudiamo la puntata quest'anno tornando su un animale di cui abbiamo già parlato quando accennavamo al tema dei bracconieri, ed è l'adorno, il falco pecchiaiolo. Ti ho girato su WhatsApp, non so se è arrivato, il grido. Sì, l'ho girato sul WhatsApp della radio, infatti Andrea tra poco lo trova. Facilmente riconoscibile, non ve lo faccio sentire nel cellulare appunto perché è meglio se lo fate sentire voi, e la notizia è curiosa perché una femmina di falco pecchiaiolo è stata dotata di un sistema di localizzazione satellitare in Finlandia dai ricercatori e quindi c'è la gente della località appunto finlandese che la segue insieme ai naturalisti nei suoi spostamenti. La cosa interessante è che è tornata a casa, quindi in Finlandia, dopo aver trascorso l'ultima estate australe a Reitz, nei Free State in Sudafrica. Ma attenzione, è partita, perché appunto è stata seguita giorno per giorno con quei satellitari, il 20 aprile ed è arrivata il 2 giugno e in questo periodo, in questo arco di tempo, senza quasi soste, cosa ha fatto? Ha praticamente percorso in 42 giorni, quindi, oltre 10.000 chilometri, a una media di 230 chilometri al giorno. Tantissimo, 10.000 chilometri è una distanza incredibile pensando a quanto piccolo tutto sommato sia questo rapace. E la sua immagine, questa traiettoria compiuta in verticale e finita un po' su tutti i social, e diciamo che si è discostata da questa linea retta verso nord solo quando ha dovuto sorvolare l'acqua, il Sudan. In pratica ha girato a destra per raggiungere la sorgente nel Nilo. Oh, c'è caduta Paola. Il telefono non ci ha aiutato, cavolo, che diamine. Dobbiamo recuperarla, allora, vediamo un poco di recuperarla e naturalmente riavremo Paola D'Amico, vediamo un pochino se riusciamo a trovare la soluzione a questo problema telefonico, il falco pecchiaiolo. Comunque adesso ce lo sentiamo mentre recuperiamo la nostra Paola. Se Andrea tu sei pronto possiamo anche andare come meglio credi.
Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dove sarà? Perché in questo momento naturalmente stiamo cercando di recuperare sia Paola che il falco pecchiaiolo e vediamo. Falco si è sentito in onda e Paola adesso è con noi. Ah, eccellente. Allora Paola, stavi dicendo? Ciao a tutti e a tutti. Non so fino a che punto sono arrivata, forse quando il nostro falco femmina ha deviato per raggiungere la sorgente del Nilo, aveva sorvolato e poi ha seguito il Nilo. Io stavo attraversando il Po, forse per questo che ci siamo persi. Anch'io stavo seguendo un grande fiume italiano. Sì. Quindi mi scuso. Comunque quindi questo percorso è stato studiato, visto, analizzato, chilometri in linea retta, salvo questa piccola deviazione per seguire il Nilo. È un animale veramente fermo, maestoso e noi siamo abituati a osservarlo, i nostri naturalisti, quando attraversa lo stretto di Messina, quindi combatte, lotta contro i venti fortissimi di questa zona di mare, questa fetta di mare e naturalmente sempre a rischio di bracconieri, anche se la vigilanza è altissima, i volontari sono numerosissimi, sempre su Italia durante la stagione dei passaggi e quindi quest'anno non abbiamo avuto segnalazioni di stragi di adorni. Ripeto appunto, prima forse ho accennato che non è un grande rapace, è un piccolo rapace, lungo un mezzo metro, che ha un'apertura alare di 130 centimetri d'adulto, però riesce a fare questi percorsi, questi tragitti immensi. E c'è anche, se volete, visto che si avvicina l'estate, un suggerimento per un libro da leggere anche per bambini, Il grido del falco, Oscar Junior, è un libro del 2015 di Jill Lewis, l'autore, racconta una bellissima storia di due ragazzi che stringono un patto per difendere un falco e grazie a questa battaglia per difendere il falco nascerà tra loro una profondissima amicizia per la natura, per gli animali e poi tra loro ragazzi che poi crescono e non vi racconto finale. E poi c'è il famoso film, appunto il Walk, che c'è anche qui una grande storia d'amore ambientata una fiaba nel 200, appunto poi appunto dice mio marito che c'è un altro, poi mi fate dire qual è. In questo caso è la storia di una bella fanciulla che di giorno diventa un falco, quando lui invece poi cavaliere innamorato viene trasformato in un altro animale, quindi due rischiano di non incontrarsi mai. Si incontra soltanto nel passaggio tra il giorno e la notte. Anche qua chi non ha visto il film può cercarlo e chi invece l'ha visto rivederlo, è veramente molto bello. Qual è l'altro film, Gigi? Un falco per amico. C'è anche un libro, Un falco per amico, che anche questo merita di essere letto nell'estate lunghissima che si sta presentando, abbiamo tempo per le letture per le vacanze. E poi, se abbiamo ancora un momentino, dedichiamo l'ultima puntata ancora una volta agli impollinatori, avremo occasione di vedere molti in azione e questo piccolo impollinatore si chiama Sirfide, fa parte della famiglia che raggruppa i litteri, che ha circa 6.000 specie, tra cui ci sono le mosche, i moscerini, le zanzare che non sono tra i più amati. Il Sirfide però è particolare perché non punge, non ci dà fastidio, ma ha una capacità particolare, si chiama mimetismo batesiano in natura, quando un animale imita un'altra specie pericolosa nei comportamenti o nell'aspetto per rispondere alle minacce, per difendersi, per farsi largo in natura e anche rispetto probabilmente degli esseri umani. E quindi questo qui si trasforma, sembra una piccola vespa, ma una vespa è appunto un sirfide che non dà nessun fastidio, che svolge un suo ruolo preziosissimo come impollinatore. Tra l'altro le larve sono molto ghiotti di afidi, se ne possono mangiare 200 durante il loro sviluppo, quindi anche qui aiutano la natura a bilanciare, no? Le proprie forze e a evitare che l'afido infesti in modo eccessivo l'ambiente. E questa è un'altra storia che secondo me merita di essere seguita perché, ripeto, ne possiamo vedere molti e possiamo scambiarli per insetti che comunemente sono fastidiosi, ma tutti sappiamo hanno un loro ruolo e un loro perché.
E questa è la storia Certo. appunto con cui volevo concludere le nostre puntate. Perfetto, allora cara Paola, grazie. Cosa farai quest'estate se non siamo indiscreti? Quest'estate lavoro, come d'altra parte te, e poi le vacanze le passerò in Lunigiana, appunto, dove mio marito ha scelto di vivere, al Cerreto, tra animali, insetti. Speriamo di sentire il verso del cervo, perché abita in questo borgo, ci viene d'estate, dorme nei prati e negli orti della vicina anziana, che si arrabbiano un poco, e quindi poi d'inverno in genere assistiamo al periodo della caccia, i cacciatori che da Sondrio vengono fin in Alta Toscana per andare a caccia al cervo, ma noi speriamo sempre che il cervo impari e attui strategie per rendersi invisibile. È un augurio a cui ci associamo volentieri. Grazie allora e buona estate Paola, buona estate Grazie davvero. Antonino, un abbraccio, a presto. Di nuovo, ciao ciao ciao. E allora, grazie alla nostra Paola, sono le 18:20 in questo momento e naturalmente questo fa sì che il telefono si apra allo 0292947222, oppure se volete potete mandare le vostre comunicazioni al 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia. Si dipende tutto da voi. Noi siamo a vostra completa disposizione, quindi direi che ci siamo e vi diamo tutta l'udienza del caso. Dare udienza a qualcuno in Sicilia vuol dire mettersi a disposizione di qualcuno e essere, diciamo così, ascoltare qualcuno. E questa è una bella espressione, devo dire la verità, molto fiabesca se vogliamo. Andiamo a dare un'occhiatina anche alle agenzie, già che ci siamo, vediamo un po' che cosa c'è di bello per quanto riguarda il nostro vasto mondo. A quest'ora della sera, in vista del Consiglio europeo, Mattarella: nell'UE non si può prescindere dall'Italia, Meloni: chiediamo un cambio di passo. Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Meloni e i ministri prima del vertice, oggi le comunicazioni della Premier al Parlamento. Non faccio inciuci con la sinistra né qui né nell'UE, ha detto la Presidente del Consiglio alla Camera. Dietro la morte di Satman Singh uno schifo, è l'Italia peggiore. Poi ancora il caso Parlamento inerte sui figli delle coppie gay, la questione finisce davanti alla consulta. Fine del calvario, Julian Assange è atterrato in Australia, la moglie gli serve tempo, deve abituarsi alla libertà. E infine l'omicidio del povero Thomas, il delitto di Pescara, ha convalidato il fermo per i due indagati. Sapete che questi due ragazzi, insomma, diciamo che non hanno avuto un comportamento, come potremmo dire, encomiabile, visto e considerato che i due hanno ben pensato, si fa per dire, ben pensato di come si dice, di andarsene al mare dopo la mattanza che hanno fatto sul povero Thomas. Allora, andiamo a vedere che cosa dicono le ultime notizie appunto su questo delitto, su questo drammatico delitto. Vediamo un po' che cosa succede. Eccolo qua, si sta caricando. Il carabiniere padre di un testimone, ora rispetto perenne per Thomas. Il GIP del Tribunale dei minori dell'Aquila ha convalidato il fermo per i due ragazzini indagati per l'omicidio di Thomas Luciani, ha disposto anche la custodia per entrambi in un istituto per minori. E in particolare i due sedicenni nel corso dell'udienza a porte chiuse si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il Tribunale dei minori dell'Aquila ha inoltre conferito l'incarico dell'esame autoptico sul cadavere di Thomas Luciani al dottor Christian Dovidio. Nel contempo la famiglia... Abbiamo una telefonata però, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dimmi tutto. Buonasera a te, buon Antonino, al Quartier Derovate, ai tuoi ospiti in collegamento, a tutta l'equipe di Radio Libertà. Naturalmente in primis un saluto caro da Michele Caruso a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, di
Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. La libertà è la tua, credo, per eccellenza, perché la tua voce libera, senza filtri né censura. È vero, Antonino? Direi proprio di sì, parlano tutti qua, ci mancherebbe. Ecco, poi la tua traduzione è stata insignita del microfono d'oro meritatamente, e dunque un'onorificenza che va a pieno merito a questa radio, a questo programma di intrattenimento così interessante e gradevole. Complimenti. Grazie. Dici tutto. Dunque, il punto di Michele Caruso su Radio Libertà. Vai. Ucciso a Pescara un 17enne, figlio di gente per bene. Fermati 2 minorenni, figli di un'avvocata e di un maresciallo dei carabinieri. 25 coltellate e poi il bagno al mare. Ucciso brutalmente a 17 anni con 25 coltellate per un debito di appena non più di 250 euro. È morto così in un parco del centro di Pescara Thomas Christopher Luciani, residente a Rosciano, paesino del Pescarese. Rapidissime le indagini della polizia, che in poche ore ha individuato i presunti responsabili del delitto. 2 liceali sedicenni, l'uno figlio di un'avvocata, l'altro figlio di un maresciallo dei carabinieri. Determinante per chiudere il cerchio sull'omicidio la testimonianza di un amico dei presunti assassini che poche ore dopo i fatti, compresa la gravità dell'accaduto, ha lanciato l'allarme denunciando il fatto. Il contesto in cui è maturato il delitto è quello del piccolo spazio di droga, che fa ricordare anche l'efferrato omicidio di Michel Causo di circa un anno fa a Primavalle, quartiere malfamato romano, da parte del suo amante, perché lei era fidanzata, per un debito che non era riuscita a saldare. È il pomeriggio di domenica, un gruppetto di 7-8 giovanissimi si incontra davanti al parco Baden-Powell, a 2 passi dal centro della città pescarese e dalla stazione ferroviaria medesima. I 2 entrano nel parco dove ad attenderli c'è Thomas, 17enne da compiere. Lo attirano in una zona non sorvegliata e lì lo colpiscono con un coltello presumibilmente da sub, viste le lezioni riportate dal ragazzo. Circa 25 fendenti, i 2 emerge dalle prime ricostruzioni, continuano a colpirlo anche quando lui è già esanime a terra, senza alcuna pietà, crudelmente. Poi nascondono il corpo tra le sterpaglie e si allontanano. Usciti dal parco, i ragazzi si ricongiungono con gli altri amici e tutti insieme vanno al mare come se nulla fosse, in uno stabilimento balneare del centro per fare il bagno. In acqua, stando le testimonianze raccolte, abbandonano il coltello. Dopo qualche ora uno di loro, rimasto all'esterno del parco ma a conoscenza dell'accaduto, si rende conto della gravità dei fatti e lancia l'allarme. A quel punto, poco dopo le 21, il cadavere del ragazzino viene rinvenuto. Sul posto arrivano subito il 118, la polizia, con squadra volante, squadra mobile scientifica, il procuratore capo con il sostituto procuratore. Successivamente intervengono anche il medico legale, il capo del corpo dei minori, Aquilana, e il sostituto così di investigatori della mobile di Pescara, diretti dal vice capo Noro Sablone, fanno un lavoro certosino e incrociano le testimonianze con le immagini raccolte dalle telecamere presenti davanti al parco e allo stabilimento balneare. In poche ore i presunti assassini vengono raggiunti. I ragazzi, entrambi liceali, durante il primo interrogatorio non avrebbero manifestato alcuna emozione, nessun senso di pietà, nessuna reazione particolare e assenza di empatia o pentimento, anaffettivi. Sono in stato di fermo in un centro di accoglienza. Entro 4 giorni ci sarà l'udienza di convalida. L'inchiesta è ora nelle mani della procura dei minori dell'Aquila. L'arma del delitto non è ancora stata trovata. Proseguono le indagini. Drammatica vicenda, veramente un incredibile disagio giovanile mette in evidenza una sorprendente carenza di empatia emotiva, assenza di pietà umana, una palese incapacità di comprendere l'estremo disvalore delle azioni commesse. Questi atteggiamenti disfunzionali meritano un ampio approfondimento. Io credo che c'è molto da dover studiare in questo caso di Pescara. Il ragazzo ucciso era stato per qualche giorno allo sbando, addirittura anche quelli di chi l'ha visto, della Sciarelli, erano sulle sue tracce. Nel programma rieducativo doveva frequentare un laboratorio per parrucchieri a Campobasso. Secondo quanto si è appreso negli ultimi 2 anni, il ragazzo aveva dato qualche problema anche ai servizi sociali di Rossano, il paese del Pescarese dove viveva dall'età di 3 anni con la nonna dopo essere stato abbandonato dai genitori. Una comunità che è sconvolta, a dir poco.
ammette il sindaco di Rosciano, Simone Polozzi. Ecco, veramente un caso di degrado, di disagio giovanile, di problemi di spazio di droga, di uso di sostanze stupefacenti. Anche le parole del Papa condannano certi comportamenti sociali, e io credo che veramente sia vergognoso con quanta poca empatia per il sovranazionismo, con quanta crudeltà, con quanta malvagità umana, con assenza assoluta di pietà, dei minorenni, figli di gente per bene avvocata di uno, maresciallo dei carabinieri dell'altro, i genitori, la madre e il padre, i due minorenni diciassettenni abbiano potuto compiere un così efferrato delitto. Antonino, a te un commento lo vorrei rassegnare. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Allora, 30 secondi di pausa, poi ci sentiamo Gloria Gaynor, Reach Out I'll Be There del 75. Stasera Antonio Zennaro non c'è, lo ritroveremo a settembre, per cui dopo la pausa Gloria Gaynor la risposta a questo tuo tema. Vai pure Andrea. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, a te la linea. Oh, benissimo, e allora rieccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà, alle 18:33 minuti e 20 secondi qui nel corso di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222 se volete intervenire e commentare l'attualità con noi. Abbiamo un'oretta circa di libertà e poi alle 19:30 avremo con noi la senatrice Erika Stefani che
parlerà con noi di responsabilità degli avvocati. Ma torniamo a noi. Allora, Michele Caruso dice questo è il delitto di Pescara, insomma, figli della Pescara bene o comunque rispettabile che se la prendono con un altro figlio di buona gente, di buona famiglia, un ragazzo che comunque, a sentire anche quello che ha detto la nonna questa mattina sui giornali, a leggere le cronache, fino alla scuola media era andato molto bene, poi aveva avuto qualche problema al liceo. E effettivamente lascia abbastanza stupiti il fatto che ragazzi di questa estrazione, specialmente il figlio del carabiniere, che però ha mostrato una sua coscienza e soprattutto quello che poi ha denunciato tutta questa vicenda. Stupisce che gli altri invece si siano legati a un patto di omertà davanti all'uccisione di un ragazzo, perché ora io non starò qui a dare i dettagli del modo in cui il povero Thomas sia morto, ma naturalmente diciamo così che c'è stata un'aggressione e mentre questo ragazzino moriva e veniva anche preso a calci, nessuno ha fatto niente per impedire questa cosa. E allora il problema della violenza, la violenza borghese se vogliamo, e sembra quasi un ritorno all'Italia degli anni 70, mi ricorda molto anche se vogliamo il fatto del Circeo. 3 ragazzi, la strage del Circeo, qualcuno di voi se la ricorderà nel 1975. Questi 3 ragazzi della Roma Bene, anche loro, che portano queste 2 ragazze popolari, in Rosaria Lopez e Donatella Colesanti, pace all'anima di entrambe, e pace a Tina Lagostena Bassi che con coraggio si occupò di rappresentare i diritti della Colesanti in tribunale. Anche loro che poi si lasciano andare a un'orgia di violenza inaudita al punto che Rosaria muore mentre invece la Colesanti si finge morta, le chiudono nel cofano di una Fiat 127 che abbandonano alle porte di Roma e sarà addirittura un metronotte dopo aver sentito i lamenti provenire dal baule della 127 perché era una 127 a 2 porte, quindi dietro non aveva il portellone che s'alzava, quella l'hanno fatta dopo, ma era una delle prime 127 e quindi aveva il bauletto, era proprio una cassa chiusa, insomma, quel bauletto una volta chiuso e da fuori non si poteva vedere cosa ci fosse dentro. Eppure questo metronotte, attratto appunto dai lamenti della Colesanti, farà forzare col piede di porco il cofano della macchina e poi verrà consegnata alla storia una delle fotografie che probabilmente è tra le più inquietanti della cronaca nera italiana dal 1950 ad oggi. Lo sguardo spiritato di Donatella Colesanti e poi questa coperta che copre la povera Rosaria Lopez. E sì, effettivamente tutto questo lascia esterrefatto. Ancora una volta ragazzi borghesi, ragazzi che però compiono un omicidio. E il fatto che i ragazzi borghesi abbiano compiuto l'omicidio, tra l'altro il figlio del carabiniere è un testimone della vicenda, non è l'assassino. Il fatto comunque che dei ragazzi borghesi compiano un gesto del genere lascia molto riflettere su quello che questa società sta diventando e come sta regredendo, perché in ogni caso che valore ha la vita umana, al di là dell'estrazione sociale? Lo chiedo a tutti voi, ma abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Caro Antonino, sono Mimmo, ti sto seguendo. Ciao Mimmo. E ho seguito pure prima, ma quando il decreto è un decreto mediatico, ha raggiunto livelli ieri, ma non lo so fino a che punto. Mi spiego, 19:15, facendo zapping, entro nel telegiornale di Rete 4. La conduttrice racconta questo fatto di Pescara e lo fa commentare da Crepè. Nel fargli il commentare, lei dice: come si spiega che questi figli della cosiddetta Pescara Bene possano
aver commesso un così efferrato. Crepè l'ascolta e poi fa: ma perché ci vuole il 7,40 per distinguere la persona per bene, la famiglia per bene? Lei non lo dica mai più una cosa del genere, perché è fuori tempo, fuori luogo, fuori tutto. Io a quella conduttrice, ma è la linea editoriale di Rete 4 che è così, a quella conduttrice direi: ti faccio conoscere decine, io ne ho uno in modo particolare vicino a casa mia, che per 30 anni ha venduto fazzolettini e pupazzetti ai semafori, ha laureato 2 figli, non possiede niente, non ha mai pigliato reddito di cittadinanza, niente, ha cresciuto 2 figli laureando, tutti e 2 laureati, uno adesso lavora in Belgio e un altro lavora in Germania. E ti posso dire che quella conduttrice era ancora convinta che le persone per bene si distinguono per il reddito, ma non scherziamo, non lo mettiamo. Io non posso più vedere e tollerare tutte le sere che Rete 4 è la televisione più razzista al mondo, è di un razzismo spaventoso e continua imperterrita facendo il distinguo tra il nero e il bianco, tra il meridionale e il settentrionale. Antoni, a queste cose io della mia generazione con i capelli bianchi, nato prima del 50, mi ribello. Sono 30 anni che non sopporto più. Io dico a tutti da 30 anni: spegnete Rete 4 e accendete il cervello. Questo ve l'ha mandato all'ammazzo. Scusa dello sfogo, ma non ne potevo per quelle porcherie che ho sentito dire dalla conduttrice ieri sera. Razzismo puro. Grazie dell'ascolto come sempre. Prego, quando ci si esprime a livello giornalistico esistono delle espressioni che sono un po' come le frasi idiomatiche in inglese, sostanzialmente non vogliono dire nulla, o meglio, sembrano non essere di senso compiuto, ma aiutano a chiarire all'uditorio che sta ascoltando di chi stiamo parlando. L'uscita di Crepè, diciamocelo chiaro, l'uscita di Crepè è un'uscita che lascia il tempo che trova per il semplice e banale motivo che non era una questione né di razzismo né di reddito di cittadinanza né tantomeno una questione di povertà o di ricchezza. Molto semplicemente è un modo di dire, un'espressione, ripeto, giornalistica per indicare il fatto che questi venissero da ambienti di famiglie, di professionisti, Pescara bene, Roma bene, Vibo bene, quello che volete voi, Val Guarnera, Caro Pepe bene, sono espressioni giornalistiche per dire figli di professionisti. Ed essere figli di professionisti non è razzista, semplicemente ha usato questa espressione. È specioso quello che ha risposto Crepè, detto tra noi, perché francamente scambiare un'espressione, ripeto, giornalistica per farsi capire da tutto il grande pubblico con una sorta di discriminazione, questa è una delle sue uscite alla Crepè che, se permettete, non condivido. Questo è come quando ti fanno le spiegazioni loro o quello che ti dice l'articolista ha sbagliato il titolo. L'articolista che? L'articolista è quello che mette le cose sullo scaffale al supermercato. I giornalisti sono un'altra cosa e ti dicono ha sbagliato il titolo. Non decidi tu il titolo che esce sul giornale. Per cui queste uscite francamente lasciano il tempo che trovano, e io, detto tra noi, sono sempre stato un po' allergico a quelli che fraintendendo il linguaggio giornalistico si attaccano a questo o a quello per contestare questo e quello o pretendere questo e quell'altro. Un'altra categoria di quelli che pretendono dai giornalisti questo e quell'altro sono quelli che telefonano e ti dicono: mi raccomando, nel pezzo devi mettere questo, questo e quest'altro che li voglio ringraziare. E facciamo il giornalino delle elementari che in quarta A Peppino, Pierino e Rosinella hanno fatto un bel castello con la plastilina. Dai, su. C'è una cosa da dire, il problema non è essere, cioè
non è una questione né razziale né altro, è semplicemente la questione che in ogni caso, al di là del censo, al di là di quello che vuoi tu, non vuol dire questo che ora che i poveri siano violenti o siano cattivi. Non vuol dire assolutamente questo, ma anzi a maggior ragione uno si aspetta da una famiglia di professionisti, da una famiglia di gente che è impegnata a un certo livello, dei sentimenti che siano ben diversi da quelli dell'omicida. Perché si presume che comunque in queste case circolino molti più libri rispetto alle case meno abbienti, vogliamo dire così? Si presume che circolino più idee, si presume che ci sia magari una visione un po' più larga del mondo. E non si arrivi al punto di ammazzare la gente dando coltellate e prendendola a calci mentre rantola e muore. Non è una questione di razzismo, torno a ripetere, perché non è che siccome uno non ha i soldi allora è più incline ad ammazzare, non è questo il punto. È semplicemente un'espressione per dire, vista l'estrazione sociale di questi personaggi, è a maggior ragione riprovevole che si siano comportati in questo modo. Tutto qui, né più né meno. Aggiungo anche un'altra cosa, siccome io non appartengo alla Vibo Bene, io non ho avuto genitori che facevano gli avvocati, i notai o cose di questo genere, o i medici o quello che volete voi. Resta pur sempre il fatto che, ripeto, è una banale espressione giornalistica e come tale serve per individuare un determinato contesto o milieu culturale, come meglio volete definirlo. Poi ci dovremmo addentrare in tutta una serie di disquisizioni criminologiche allora su quali siano le condizioni criminogene, per cui quali quartieri, quali ambienti, meno ambienti, chi è più incline, chi non è più incline, ma qui se no finiamo per fare una lezione di criminologia e soprattutto facciamo notte, che non è il caso. Detto ciò, resta un fatto, al di là di stipendi ed altro. Dei ragazzi quasi uomini, hanno aggredito un loro coetaneo che tra un anno sarebbe diventato un adulto e quindi come tale con tutti i diritti gli annessi e connessi, e lo hanno ucciso barbaramente andandosi poi a fare il bagno come se niente fosse stato. Questo è il fatto. Allora, davanti a un fatto del genere esiste una giustizia minorile che dovrà giudicarli. Ma davanti a un'efferatezza del genere non sarebbe il caso di giudicarli come degli adulti? E anche qui, come vedete, torniamo sempre alle classiche discussioni sul diritto. Stamattina qualcuno mi diceva, vabbè, però mi faceva presente un determinato caso di cronaca e mi diceva, vabbè, però il giudice, i giornalisti non hanno scritto il nome di questo malvivente, qua e là, questo stupratore, invece il nome lo dovevano mettere, se no le donne non denunciano. E io ho fatto semplicemente osservare che la differenza tra uno Stato civile e Teheran è che molto semplicemente non si fa il nome per evitare che la gente colleghi alla vittima. E poi anche per un motivo, se quello è innocente e si suicida, che si fa? Allora mi è stato ribattuto, se si suicida la donna? Ho detto io, e quindi la soluzione qual è? Li dobbiamo andare a prendere in casa e impiccarli al palo più alto? Sì, perché ne educhiamo uno, poi vedi che queste cose non succedono più. Allora, chi ragiona così sostanzialmente è qualcuno che evidentemente non ha minimamente compreso il concetto di civiltà giuridica o pensa di essere al tribunale di Facebook a decidere chi va in galera, chi vive, chi muore e tutto il resto. Colpirne uno per educarne 100 è un discorso peraltro stalinista, lo faceva Stalin, ma c'è anche un altro fatto che è ancora più grave. Una società nella quale ognuno si fa giustizia da sé e quindi in cui ogni testa fa un tribunale, fa sì che una società non potrebbe più esistere. Perché chi decide la pena nei confronti di un determinato reato? La cosiddetta sanzione sociale.
Vedete, stiamo tornando alla filosofia del diritto. Chi è che la decide? È ovvio che non può deciderla il singolo. La decidiamo in gruppo. Quanti dobbiamo essere a decidere se dobbiamo impiccare uno stupratore o meno? In 10, in 15, in 50? Soprattutto chi è che esegue la sentenza? Chi si assume questo incarico? Allora capite bene che un conto è ragionare con la bava alla bocca e un altro è affidarsi alle leggi e agli uomini che queste leggi applicano. Poi possiamo discutere che non siamo d'accordo con le sentenze, possiamo discutere col fatto che esiste un diritto e come tale è suscettibile di modifiche. Allora parliamo di modifiche, ma non possiamo pensare che se tu prendi uno e lo impicchi al palo più alto, come nel Far West, allora gli altri non faranno più niente, perché in America, dove la pena di morte c'è, la gente delinque lo stesso e ammazza in modo efferato lo stesso. E quindi, come vedete, non è la soluzione al problema. Tornando a parlare di diritto e tornando a parlare di questa storia, mi chiedo e vi chiedo che giustizia ci può essere per questi due ragazzi, ma soprattutto per gli altri. Perché erano in 8 contro 1. 8 contro 1 al mio paese non è regolare e manca al vostro. Ma detto ciò, 8 contro 1, 2 omicidi, quindi ci sono 6 persone che hanno visto tutto questo. Di questi 6, solo uno, figlio di carabiniere, ha confessato tutto al padre e il padre poi si è attivato, ha fatto il suo dovere. Allora, a maggior ragione, se non ci fosse stato quel ragazzo figlio di carabiniere, se ci fosse stato un altro, probabilmente, dico probabilmente, questi due signorini che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice quest'oggi, probabilmente sarebbero a fare il bagno sulla spiaggia a Pescara, liberi e tranquilli come l'aria. E Thomas sarebbe dov'è? Al tavolo dell'obitorio, molto semplicemente. Mi chiedo, vi chiedo, questa è gente che tra qualche anno vota, questa è gente che si mette nella realtà, cerca lavoro, assume incarichi di responsabilità, può essere il vostro vicino di casa, può essere qualcuno che si occuperà di voi quando voi avrete 80 anni e non sarete più in grado nemmeno di allacciarvi le scarpe. Allora mi chiedo e vi chiedo, che società sta venendo fuori? Che società vogliamo costruire? Perché a me pare che a furia di ragionare io e me ne fotto degli altri, qui, come vedete, le gabbie si sono aperte e ormai dobbiamo aspettarci qualsiasi cosa. Perché come vedete non c'è più, e questa è la cosa più grave, secondo me, del fatto di Pescara. La cosa più grave è che non c'è più l'idea di collettività. O meglio, l'idea di collettività in quel gruppo si è manifestata soltanto nel tenere la bocca chiusa. L'omertà, come nei delitti di mafia. L'omertà, non parlare, fatti i cazzi tuoi. Ma quello l'ha ammazzato, e tu fatti i cazzi tuoi, andiamocene al mare che è una bella giornata. E vanno al mare. E nessuno di questi ha avuto ripensamenti, solo il ragazzo figlio del carabiniere. Che società vogliamo diventare? Che società stiamo costruendo? Forse è su questo che dovremmo lavorare, forse è questo che ci serve. Perché non esiste più l'idea di una responsabilità collettiva della società. Non esiste affatto. Vabbè, passiamo adesso a un po' di cabaret dopo aver parlato di cose serie e vedremo come andrà a finire questa storia. Comunque sono le 18, 52 minuti e 47 secondi, vi ricordo 340 670 9659 se volete intervenire e dire la vostra, oppure 029294 7222. Infine una cosa che diceva Mimmo, Rete 4 razzista, Rete 4 non è razzista, sono colleghi, fanno il loro mestiere e noi facciamo il nostro, molto semplicemente. È la cosa più semplice. Io trovo questa cosa quando un giornalista scrive una notizia che l'assassino è di un paese a sud del Garigliano e tu trovi puntualmente quello del meridione d'Italia che arriva, alza il dito, mi raccomando giornalisti, scrivetelo che è nato qua, che è nato là,
Non è razzismo, si sta facendo informazione. Se sua madre lo ha partorito ad Alberobello, e Alberobello non è vicino Venezia, Alberobello è vicino a Bari, che posso farci io? Quindi non facciamo discorsi di razzismo, eccetera, eccetera. Si cerca di fare informazione. Posso dirti una cosa però, io non condivido, e credo che su questo saremmo d'accordo tutti quanti, questo clima morboso quando accadono delitti di questo genere. Perché vi ripeto, sabato a ora di pranzo, un noto TG di una nota rete ammiraglia, ok, ha aperto con la giornalista che leggeva le dichiarazioni di Filippo Turetta su come aveva ammazzato Giulia Cecchettin, dandoci il particolare che l'ha ammazzata guardandola negli occhi. Domanda: e chi se ne fotte? Scusate, che cosa completa la notizia? Che cosa completa il fatto? Cioè, il fatto che lui l'abbia guardata negli occhi, no? Che cosa certifica? Che cosa dà in più alla notizia che stai dando? Niente. È solo un dettaglio morboso per gente che evidentemente ama questo tipo di dettagli, per un uditorio che ama questo genere di dettagli. Ma vedete, questo è lo stesso uditorio i cui nonni e bisnonni nel 1956, se non ricordo male, o 54, uno dei due, comprava pacchi di riviste stampate su quella carta orrenda che si usava negli anni 50, con le fotografie in bianco e nero, dove c'erano tutti i dettagli su Vilma Montesi, la ragazza di Capocotta trovata morta sulla spiaggia. È morta davvero per un pediluvio? Era vergine? Che cosa succede nella villa del Marchese? E quindi poi giù con tutte le cose più assurde e più particolari della vicenda. Non siamo andati tanto lontani da quella morbosità. D'altronde questo è un paese nel quale Anna Maria Franzoni è andata al Costanzo Show per annunciare, e nel corso dell'intervista al Costanzo Show annunciò che era incinta di un altro figlio, la mamma di Cogne, ricorderete molto probabilmente. Questo è un certo tipo di uditorio che francamente io non ho intenzione né di vellicare né tantomeno di nutrire e alimentare con queste robe. Secondo me non si dovrebbe fare. Allora, vi dicevo che stavamo passando al cabaret. Ecco qua, sempre sull'ANSA, Regione Lombardia, approvata la mozione di Fratelli d'Italia a riscuotere i debiti di Ilaria Salis per l'occupazione di case popolari. Avviare i procedimenti anche tramite pignoramento dei conti. Il Consiglio regionale della Lombardia impegna il presidente Attilio Fontana a sollecitare l'ALER ad avviare immediatamente le procedure legali per il recupero del presunto credito vantato nei confronti di Ilaria Salis per occupazione abusiva di case popolari, includendo il ricorso al pignoramento dei conti correnti fino al concreto soddisfacimento del debito accumulato. È stata approvata con 45 voti favorevoli e 19 contrari la mozione di Fratelli d'Italia Lombardia. Alcuni consiglieri di maggioranza, come il capogruppo leghista Alessandro Corbetta, hanno esposto cartelli con scritto "Occupare non è un diritto, Salis paga l'affitto". Ve l'avevo detto che era cabaret, ma no Fratelli d'Italia o il presidente Fontana, che peraltro è un avvocato, quindi sa benissimo quello di cui ci stiamo occupando. Ma cabaret è appunto arrivare all'Europarlamento e quando l'ALER ti dice vedi che ci sono 90.000 euro di debiti da pagare, tu rispondi Cippi Merlo perché occupare è un diritto, mi pare giusto. Anzi, se mi fate sapere per favore se qualcuno di voi ha una casa sfitta, che io ho un piede di porco oppure il crick della 127 me lo procuro, sfondo, occupo e poi va attaccate. Che ne dite? Perché occupare casa è un diritto. Per quale motivo? E le spese le pagate voi, mi sembra chiaro. Ecco, a maggior ragione oggi mi ha colpito molto sul Corriere della Sera, vediamo se riesco a recuperarlo, un intervento di Giannantonio Stella, vediamo se lo trovo, vediamo un po' perché gli occhi miei a quest'ora della sera, vabbè che non funzionano molto bene già di loro, sì, questo è il Corriere della Sera di oggi, adesso
Vediamo di far girare le pagine. Qui c'è Marina Berlusconi, no. Assange, no. Andiamo avanti. Scena aperta. Eccolo qua. Oh, allora, c'era nella pagina delle lettere del Corriere una cosa che io vi voglio leggere. Giannantonio Stella, Mastrolino, Salis e occupazioni etiche. Michele Vallone, detto Mastrolino, era un ometto storto e zoppicante col petto carenato. Soffriva di una disabilità riconosciuta al 70% che gli consentiva solo un lavoretto precario da inserviente a 700 euro al mese e viveva nel 2007, l'altro ieri, in un basso di Pizzo Calabro, nel rione degradato vicino al maniero in cui fu fucilato Gioacchino Murat. Un tugurio tra case diroccate e tetti sfondati, puzza di miseria e masserie accatastate, che divideva con la moglie Carmela, 3 dei 4 figli, una sposata viveva altrove, e i topi in 2 stanze più uno sgabuzzino che l'ufficio di igiene aveva già bollato negli anni 90 insalubre, con evidenti infiltrazioni e soffitti bassi a 2,26 metri, inferiori al minimo del minimo. Quando l'incontrai e vidi quel tugurio, era in lista dal 1977, aprite bene le orecchie, e per 3 volte gli avevano fregato sotto il naso la casa popolare cui aveva diritto. La prima per l'errore di un ufficio, la seconda perché era stata occupata da abusivi poi benedetti da una sanatoria regionale, la terza quando ormai si sentiva già all'asciutto in un locale di 3 stanze con acqua corrente in una palazzina nuova a 100 metri dai carabinieri. Ma che? Poco prima che entrasse, nel 2005, un gruppo di facinorosi sfondò le porte del condominio per occuparlo tutto. La prima a correre sul posto fu Teresa, la vecchia madre di Michele, che si parò nel corridoio della scala cercando di impedire il viavai degli abusivi che andavano su e giù con cassapanche, letti e televisori. Mio figlio aspetta da quasi 30 anni, non potete farlo. Troppe emozioni, crollò sul pavimento, morta. A quel punto le buttarono sopra una coperta e continuarono ad andare avanti e indietro coi mobili, scansando il cadavere, senza che alcuno osasse intervenire. Pochi mesi e su ogni terrazzino, viste io, c'era una parabola della Pay TV. La luce misteriosamente allacciata e così gas e acqua, nonostante fosse tutto illegale. Finché al povero Michele si presentarono gli abusivi. In memoria di vostra madre, un appartamento lo diamo a voi. Rispose: no, ho diritto che me ne diano uno dove entrare con la mia chiave, non abusivamente. Dovette aspettare altri anni. Ma davvero, compagna Ilaria Salis, le occupazioni hanno una giustificazione etica, morale e politica? E voi che ne pensate? Pausa e torniamo con gli Smash Mouth, Walking on the Sun, 1997. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Antonino, a te la linea. Grazie Andrea carissimo, avete ascoltato gli Smash Mouth con Walking on the Sun 1997. Allora, stiamo discutendo anche di occupazione delle case. Io sono grato a Giannantonio Stella appunto per questo pezzo che ha pubblicato stamattina sul Corriere della Sera, pezzo che è stato messo a pagina 25, ma per quanto mi riguarda, un pezzo così meritava probabilmente la prima, perché era appunto un pezzo che faceva meditare molto su questo fatto, visto e considerato che in Italia ci sono milioni di fessi che pagano il mutuo alla banca e di conseguenza che cosa dobbiamo fare? E infatti, tra l'altro, già che ci siamo, l'ADN Cronos, trovandosi facendo, interviene con un'intervista a questo signore che si chiama Umberto, inquilino 59enne delle case popolari di Quarto in provincia di Napoli, mi salvò Borrelli, e lui no comment, sempre avanti da solo. Sentite un po' che cosa è successo al signor Umberto. Voglio dire solo una cosa a Ilaria Salis e a chiunque la pensi come lei sulle occupazioni. Dovrebbero provare almeno una volta la sensazione di rientrare dal lavoro, dall'ospedale, dal supermercato e vedere che la chiave non apre più la porta di casa tua, che qualcuno si è infilato nel tuo letto e si è disfatto dei tuoi vestiti, ha ripulito il frigo e buttato via i mobili dalla finestra come fossero spazzatura. Dovrebbero sentirsi almeno una volta un fantasma, proprio come mi sono sentito io quando ho chiamato le forze dell'ordine e mi hanno risposto di tornare alla mia vita, di aspettare fin quando non sarebbe stato possibile liberare l'appartamento occupato da perfetti sconosciuti. A parlare all'ADN Cronos è Umberto, un inquilino 59enne delle case popolari di Quarto, provincia di Napoli, che commentando le dichiarazioni della neoeletta con Alleanza Verdi-Sinistra al Parlamento europeo Ilaria Salis, racconta la sua odissea. 9 giorni da incubo, costretto a dormire in auto dopo che la sua casa era stata occupata da estranei mentre lui era al lavoro. A salvarlo, secondo lui il suo stesso racconto, è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, lo stesso partito della Salis e Frattoiani. Scusate se rido, ma cioè, vi rendete conto? In Europa hanno mandato questa qua che è a favore delle occupazioni. A Napoli invece uno di loro ha salvato sto cristiano, il signor Umberto, dall'occupazione. Vabbè, andiamo avanti. Che lo ha aiutato appunto Francesco Emilio Borrelli a rientrare nell'appartamento a tempo di record, 9 giorni appunto. Sulla Salis Umberto non vuole infierire, non auguro il male a chi giustifica gli abusivi, gli auguro semplicemente di trovarsi in quegli stessi panni che io mi sono trovata a indossare una mattina di 6 mesi fa, dice, prima di raccontare la sua storia. Era novembre scorso, come tutte le mattine sono andata a lavorare. Mi occupo di piccoli lavori d'edilizia, per cui sono uscito presto. Tempo mezz'ora e mi ha chiamato un vicino di casa avvertendomi che 3 donne con bambini al seguito avevano occupato l'alloggio a me regolarmente assegnato. Tra noi ci avvertiamo sempre, perché succede continuamente che si abbia paura di allontanarsi anche per poco e di non poter rientrare in casa propria, e quella volta è toccata a me. Umberto spiega di aver chiamato immediatamente polizia locale e carabinieri già mentre era sulla strada del ritorno. Le donne che hanno occupato il mio appartamento avevano fatto la stessa cosa 7 anni prima in un'altra abitazione, ma in quel caso gli inquilini non c'erano più e i figli che vivevano altrove non se ne sono interessati. Io però ho solo quella casa e quando mi sono ritrovato fuori ho dovuto dormire in macchina, terrorizzata all'idea che buttassero tutte le mie cose dalle finestre. Ho staccato le utenze, ma sono state riattivate subito. Mi è stato detto che dovevo avere pazienza. A me, che con gli abusivi dentro casa per 9 giorni ho dormito in strada, non mi sono sentito tutelato, garantito. Mi hanno detto che dovevo aspettare tutte le procedure. Se non fosse stato per l'onorevole Borrelli, sarei ancora fuori casa. Francesco Emilio Borrelli a Napoli è un punto fermo per quanti subiscono di questo tipo di abusi. Aveva già sostenuto la battaglia di una coppia di anziani a Ercolano e ha sostenuto Umberto, aiutandolo a rientrare in possesso della casa, scrive l'ADN Cronos. Ma abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Perdonami, non posso sentire queste cose.
Non Perché? le posso sentire. Ma come? Ma come? C'è il morto in casa, Toti, c'è la Santanchè, c'è Scarbi, azzannate la Salis perché è stata eletta. E non vi vergognate. Ma che Voi cazzo c'avete- stai dicendo? c'ha- Scusami. il C'avete il centro-sinistra, morto in 10 casa morti chi? in Ma come casa, ti permetti? cadaveri. Io Ma faccio di il cosa parli, giornalista, non Antonino? Ma faccio di cosa parli, l'attitudine. Antonino? Devo seccare il concetto. Punto 1. Ma quale concetto? Quale concetto? Punto 2, ti spiego il punto 2 e lasciami parlare per cortesia. Ci Punto mancherebbe. 2. Tira giù sta telefonata per cortesia. Punto 2. Questo è un fatto di cronaca. E il fatto che ci sia Toti che è un presunto innocente, a te forse sfugge questo, caro Mimmo, perché in questo paese viviamo in uno stato di diritto, non siamo al tribunale di Facebook. Toti è un presunto innocente fino a sentenza definitiva, anche perché io lo voglio ancora vedere, un ladro che si becca i bonifici certificati. Voglio proprio vedere come fa uno a essere ladro con i pagamenti tracciati. Quindi calma e gesso, punto 1. Punto 2, la Santanchè, anche lei, fino a sentenza definitiva, è un innocente. È una presunta innocente e se la vede con la magistratura. E ora veniamo a sto fatto. La signorina Salis, caro amico, e non c'entra niente fare il discorso, ah sì, però ci sono Toti e la Santanchè, che ripeto sono due presunti innocenti. Mentre invece qui c'è una signorina che ha anche delle condanne passate in giudicato e che risulta morosa per 90.000 euro all'Aler. Questi sono fatti e non c'entra niente con Toti e con gli altri. Infine una cosa, in questa radio ognuno certamente ha le sue convinzioni e certamente questa è una radio che non si situa di sicuro a sinistra, ma resta un fatto, io non faccio l'attacchino di partito, nessuno di noi in questa radio lo fa, non siamo pagati per questo. Quindi quando chiami non dire voi che avete, perché queste cose qui nel mio programma non passano. Per favore, grazie. Torniamo a noi, se qualcuno vuole intervenire 029294 7222 dice la sua, oppure 340 670 9659, ci mancherebbe pure. Anche perché francamente, detto tra noi, non serve a niente fare il discorso però gli altri è solo benaltrismo. Noi stiamo parlando qui di una che per sua stessa ammissione ha occupato casa, una che peraltro, per usare un'espressione che a te non piace, è figlia della Monza Bene, che ha occupato casa, togliendola quindi a qualcuno che della Monza Bene o della Milano Bene non era, e per giunta se ne vanta dicendo che questo è un atto, aspetta, com'è che ha detto, una giustificazione etica, morale e politica. Dopo che io t'ho letto Stella sul Corriere della Sera e questo signore di Napoli, tuo compaesano, che peraltro è stato aiutato da uno dello stesso partito della Salis, ma di che dobbiamo parlare, scusa? E vabbè, sic transit gloria mundi, così passa la gloria del mondo, si diceva quando un nuovo papa veniva eletto, c'era il cardinale Decano che arrivava con questo batuffolo di cotone in una mano, già incendiato, che in un attimo, puff, spariva e diceva sic transit, gloria mundi, sancta pater, così passa la gloria del mondo, Santo Padre. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sono io, Antonino, sono Adriana. Buonasera. Non ho tante parole da dire, ne ho solo due. Grande Antonino. Ma non esageriamo, i 200 Buonasera. euro sono sotto il lavandino in bagno. Comunque, signora, lei ha per caso una casa sfitta, vuota? Se mi dà l'indirizzo poi provvediamo. Non ho tante parole da dire, ne ho solo due. Grande Antonino. Ecco, però deve abbassare la radio, se no si sente la radio con ritardo e pare che io sto parlando con me stesso. Veda lei. Comunque, se ha una casa sfitta vengo, gliela occupo abusivamente, non si preoccupi, ormai è un diritto assodato. Va bene, andiamo avanti. Andrea, tu hai qualche casa sfitta che te la venga ad occupare? No, ne ho zero, quindi non ho questo Ah, rischio. che peccato. Allora ci dobbiamo mettere in società e poi dopo le puntate di Zoom
segniamo i numeri di telefono degli ascoltatori, cerchiamo di capire dove abitano e gli andiamo ad occupare casa. Io procuro il crick della 127 per allargare le sbarre, tu trova un raschietto, un seghetto, una fiamma ossidrica. Secondo me 150 metri quadri d'appartamento ce li facciamo prima o poi. Allora. Così ci mettiamo pure piscina abusiva sul tetto e spa proibitiva con la jacuzzi. Voglio fare così, dai, truffando ovviamente gente, perché poi ho anche diritto all'eleganza io, come sostiene un ex deputato di AVS, che non diciamo chi è. Va bene, ok. Allora andiamo avanti con questa nostra trasmissione, signore e signori. Vediamo un po' che altro c'è di bello in questa parte del nostro mondo. Andiamo a dare un'occhiatina un pochettino fuori, alziamo il periscopio, vediamo che cosa sta succedendo all'estero. Dai, andiamo a vedere che cosa ci propone la BBC a quest'ora della sera, alle 19, 16 minuti e 17 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Vediamo un po'. Un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto, buonasera Antonino, sono Mario, chiamo da Varese. Ciao Mario, dimmi. Dunque, no, non sento più tanto spesso Radio Padania, ma quando la sento mi fa piacere. Ho sentito il signore di prima, vabbè, della Sì. Salis. Una cosa, mi ha fatto veramente, come lei, ridere che quel signore che ha aiutato quell'altro ha fatto una cosa buona di Verdi e Sinistra, cioè una cosa strana, perché Borrelli, non sì. è che voglio parlare male, però dico, Verdi e Sinistra ha messo su Mauro, per disgraziati abbiamo visto com'è andata. Hanno preso la Salis, viene fuori chi è, cioè quello lì che è di Verdi e Sinistra l'avrà mandato via, perché è impossibile uno così bravo di Verdi e Sinistra. No, Borrelli è ancora nel partito, quindi anzi a Napoli è molto popolare proprio perché lui spesso interviene in queste situazioni un po' in bilico. Non dico che è il vendicatore dei poveri, questo no, però è una persona che cerca di sensibilizzare, e questo è lodevole, e cerca di sensibilizzare le istituzioni quando certe cose non vanno o non funzionano, e di questo bisogna dargli atto. Perché io ogni tanto vedo anche qualcuno dei video che lui gira raccontando quello che succede in città, e devo dire la verità, è lodevole quello che lui fa. Meno male, dai, almeno possiamo dire che Verdi e Sinistra non sono proprio tutti come Bonelli e quell'altro, qualcuno è bravo, così. Anzi, per carità, anche perché Ci ragazzi, mancherebbe. dai, cioè, ciao carissimo, cioè il fatto è questo, ecco, superiamo anche questa idea, fanno tutti schifo oppure fanno tutti schifo da una sola parte. Buoni e cattivi ci sono da ambo le parti. La speranza, se posso citare Corrado quando parlò pochi giorni dopo il rapimento di Aldo Moro, i cattivi per fortuna sono pochi e i buoni sono tanti, e se i buoni si mettono assieme allora possono fare davvero tanto. Ecco, vale ancora quell'osservazione che fece Corrado a Domenica In poco dopo il rapimento di Moro. Certo, non siamo nella situazione del marzo del 78, grazie a Dio non abbiamo gente che muore sparata per strada o sequestrata, però è vero che i buoni per fortuna sono da tutte le parti e se vogliono possono costruire cose buone per tutti quanti, soprattutto nel momento in cui, diciamo così, c'è un certo buon senso da tutte le parti. Vi dico la verità, io ho trovato molto equilibrata, per esempio, l'intervista di Marina Berlusconi stamattina sul Corriere. Marina Berlusconi ha detto delle cose di una condivisibilità estrema, di civiltà, una che dice chiaramente, io non è che mi preoccupo di queste accuse di fascismo in Italia, ma quale fascismo? Il problema è l'estremismo che sta nascendo in Europa. Ed è questo estremismo woke, questo estremismo intellettuale, questo estremismo che non appena tu dici sì, però io non sono d'accordo, allora improvvisamente diventi il fascista, l'estremista. Poi ormai, francamente, che noia con sto fascismo, basta veramente. Basta davvero. Io ho stimato molto Umberto Eco, ma la teoria del fascismo eterno, vi giuro, la ritengo veramente una di quelle puttanate inenarrabili, per il semplice e banale motivo che, voglio dire, ci sono milioni di italiani nati dopo il 1945 che votano, che sono conservatori, votano a destra e hanno tutto il diritto di esserlo.
Quando diventeremo un paese normale come l'Inghilterra, nel quale la gente vota conservatore e nessuno gli fa problemi? Quando diventeremo un paese normale in cui la gente vota per il Partito Popolare in Spagna e nessuno gli fa problemi? Voglio dire, tra i fondatori del Partito Popolare, se la memoria non mi abbandona, o comunque se non sbaglio è entrato poi nel Partito Popolare, era Manuel Fraga Iribarne, che era stato l'enfant terrible del franchismo. Vox, i franchisti di Vox, ma cosa franchisti di cosa? Quale franchismo? Come fa la Spagna a tornare agli anni della dittatura franchista? È impossibile, è letteralmente impossibile. Gli spagnoli hanno stupito l'Europa passando senza nemmeno un morto dalla dittatura alla democrazia. Hanno resistito al colpo di Stato di Tejero nel 1981, hanno resistito agli attentati drammatici, pensate alla Puerta de Atocha nel 2005, e quella democrazia nel bene e nel male continua a funzionare. Per cui a me tutti sti appelli, anche lo stesso Macron oggi, se io me ne vado viene la guerra civile, ma come fa un Presidente della Repubblica, peraltro eletto dal popolo, e che quindi verso quel popolo anche quello che non lo vota ha delle precise responsabilità, come fa un Presidente della Repubblica a dire una cosa del genere? Come si fa? Tutto questo perché? Perché ha paura di perdere contro la Le Pen? Gli elettori sono padroni e signori, quando vanno a votare votano. E io credo che ormai siamo molto vicini alla rottura del tetto di cristallo in Francia, specialmente adesso che c'è Bardella, specialmente adesso. Ieri c'è stato questo dibattito abbastanza forte nei toni tra i candidati alla guida del governo francese. Bardella, che se l'è presa con Attali, gli ha detto sì, va bene, tutto quello che vuole, lei è un economista, però lei che è economista ha contribuito a creare il debito pubblico mostro nel quale adesso ci dibattiamo. E anche qua, sì, è vero, Attali è uno che ha lasciato gli studi di geografia per buttarsi in politica e qua e là, ma un governo non lo... sì, Bardella, ma un governo non è fatto soltanto dal semplice candidato, poi è fatto da tutto lo staff che si sceglie, dalla gente che porta con sé. Qualcuno alle volte può non essere all'altezza, nel caso lo si contiene o lo si sostituisce, oppure lo si invita a pensare fino a 100 prima di azionare la bocca, però nel bene e nel male la gente quando va in cabina e vota in un paese libero generalmente ha ragione. Generalmente ha ragione. E se tu non sei riuscito a convincerli, perché la democrazia si basa sulla persuasione, se non sei riuscito a convincerli è un problema tuo. Se non hai una proposta credibile è un problema tuo, se non hai una dialettica credibile è un problema tuo. Perché se non hai una dialettica credibile, ti arriva quello con uno slogan da 3 soldi e ti batte. E se non hai una dialettica credibile, o se sei estremamente convinto di vincere, arriva uno che sa parlare molto meglio di te e ti batte. Vero Achille Occhetto? Che è successo in Italia nel 94? Questa cosa qua. Quindi, ma lasciamo stare, andiamo oltre con le ultime news, diamo un'occhiatina, ecco qua, abbiamo la... Tra l'altro, vedete, Sandro Pertini diceva che tra noi italiani c'è sempre uno che si fa accoppare per una causa giusta. In questo caso è un giapponese che viveva da anni in questo paese, che si è fatto accoppare per sedare una rissa, precisamente Shinpei Tominaga, da 4 giorni in terapia intensiva a Udine per il violento pugno sferrato da Samuele Battistella. Per il 19enne ora l'accusa è di omicidio preterintenzionale. Sempre l'ADN Kronos, dopo quasi 4 giorni in terapia intensiva in condizioni gravissime, è morto Shinpei Tominaga, imprenditore giapponese di 56 anni di Udine, intervenuto per sedare una rissa nella notte tra venerdì e sabato scorso, e colpito al volto da un violento pugno che l'ha fatto cadere rovinosamente a terra, sferrato da Samuele Battistella, 19 anni, di Mareno di Piave, provincia di Treviso. Per il ragazzo trevigiano, attualmente in custodia cautelare in carcere a Udine, il decesso dell'imprenditore giapponese fa sì che l'accusa cambi da lesioni gravissime a quella ben più grave
di omicidio preterintenzionale. Con lui in carcere ci sono anche Abdallah Juama, 20 anni, Daniele Wedam, 20 anni e 19 anni, entrambi di Conegliano, accusati di rissa aggravata con altri 2 ucraini protagonisti della vicenda, Oleksandr Petrov, 31 anni, e Ivan Boklac, 29 anni, residenti a Pescara ma a Udine per lavorare in un cantiere. I 2 non sono in carcere, ma per il primo è stato ordinato il divieto di dimorare in regione. Per la giornata di oggi il Comune di Udine ha proclamato il lutto cittadino. È con profonda commozione e tristezza che mi rivolgo alla comunità per esprimere il mio più sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Shinpei Tominaga. La sua perdita rappresenta una grave e dolorosa ferita per Udine, scrive su Facebook il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. Chi lo conosceva, prosegue, lo descrive come uomo e imprenditore stimato e rispettato che ha vissuto a Udine contribuendo con passione e impegno umano e professionale allo sviluppo della città, lasciando la sua impronta nella nostra comunità. Ma è soprattutto per il suo ultimo coraggioso gesto che desidero ricordarlo oggi. Nel tentativo di sedare un atto di violenza nel centro cittadino, Tominaga ha dimostrato un eccezionale senso di responsabilità civica e altruismo, pagando con la propria vita, continua. In un'epoca in cui troppo spesso restiamo indifferenti rispetto al prossimo, il suo sacrificio rappresenta un esempio di umanità e coraggio, valori di cui la nostra società ha sempre più bisogno. A nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Udine porgo le più sentite condoglianze alla moglie Cinazzu, al figlio di 13 anni e a tutti i familiari e amici. In questo momento di immenso dolore siamo vicini a voi e vi offriamo il nostro più sincero sostegno e la nostra solidarietà, conclude. La lotta alla criminalità e alla violenza richiede un grande impegno e oggi più che mai a Udine occorre riportare pace e serenità nella nostra città, anche con azioni forti che aiutino a garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini. Shinpei Tominaga ha dato un grande esempio, ma ora noi lo dobbiamo seguire perché a Udine questo non ricapiti più. Chiedo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e credo che molti di voi saranno d'accordo con me, di concedere la medaglia d'oro al valor civile alla memoria a Shinpei Tominaga, perché credo che abbia ampiamente meritato questa decorazione per il senso civico che ha dimostrato e che ha spinto addirittura a rischiare la vita e morire per sedare una rissa. Quest'uomo è degno di meritare la medaglia d'oro al valor civile alla memoria. Credo che saremo tutti d'accordo. Ma adesso qui Parlamento con la senatrice Erika Stefani. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. E allora io ho il piacere di ritrovare stasera la senatrice Erika Stefani. Buonasera. Sì, buonasera, ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, ciao. Ben trovata. Allora, stasera intanto questo fatto di Udine, appunto l'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga morto per aver cercato di sedare una rissa. Io credo che sia giusto dare a quest'uomo, per quello che ha fatto, specialmente in un'epoca di indifferenza come questa, la medaglia d'oro al valor civile. Mi permetta, se posso segnalare questa cosa a lei in quanto rappresentante delle istituzioni. Io credo che sia giusto e degno attribuire un riconoscimento del genere a un uomo così dignitoso e coraggioso, se mi posso permettere. Sì, come dicevate, siamo in un periodo storico dove c'è chi di fronte a degli episodi che possono essere di violenza, di aggressione, ovunque anche di situazioni di emergenza, chi li vede sta lì a filmare col telefonino. Ecco, fra uno che filma col telefonino e quello che addirittura arriva a perdere la vita per cercare di salvare un'altra persona, penso che un percorso che possa vedere riconoscere un attestato che deve essere una dimostrazione, un manifesto nei confronti di tutti gli altri cittadini, per far capire che intervenire per difendere una persona e quindi andare fuori da quell'area dove spesso ci si crogiola
quell'area dell'indifferenza non è solo un atto eroico, ma è un atto doveroso. Cioè, dovremmo sentirci tutti noi parte di una comunità, e quando si vede aggredita una persona è come se fosse aggredito nostro fratello, nostro marito, nostro figlio. Credo che lei abbia detto delle parole piene di dignità e mi sento di condividerle in pieno. Senta, intanto ringraziandola per questa osservazione, passiamo al DDL sul legittimo impedimento degli avvocati. Che novità abbiamo stasera? Visto che lei è avvocato, io sono la razza peggiore, sono un avvocato mancato, perché non ho finito il praticantato, glielo confesso. Uno potrebbe essere l'avvocato migliore, no? Che ha deciso di lasciar perdere la professione forense. No, la professione forense è per chi la ama, io ritengo, voglio dire, di amarla particolarmente. È una professione dignitosa, deve essere svolta in maniera dignitosa. Ora, io ho fatto un disegno di legge che prevede una ipotesi particolare. Ma perché l'ho fatto questo? Io l'ho fatto perché nel 2012 io, avvocato, sola in studio, cioè come si dire, ero io titolare di me stessa, ho avuto un'emorragia cerebrale. Cerebrale, sono entrata in coma immediatamente. Sono stata in coma una settimana e prima di riuscire anche solo a ricordare i volti dei miei clienti è passato più di 3-4 mesi. Però ho subito altri interventi, eccetera, eccetera. Ora, che cosa accade quando l'avvocato entra in coma? Cioè, che ha un certo tipo, a me è successo proprio il massimo, però mettiamo che succeda un altro, no? Stai per andare in udienza, hai un infarto e ti portano in ospedale. E hai un malore, tu non sei in grado di delegare nessuno. Cosa accade lì? Il tuo cliente rischia di incorrere in una decadenza, cioè tu dovevi fare un'udienza oppure avevi un termine entro fare una opposizione a decreto ingiuntivo. Noi viviamo di termini, cioè l'avvocato vive di termini, la grande angoscia nostra, cioè se tu perdi il termine tu hai creato un danno al tuo cliente. Ecco, questo disegno di legge prevede una misura per poter essere rimessi in termine. Questo tipo di meccanismo in realtà esiste nei processi penali, infatti il nome legittimo impedimento anche è stato un po' sfortunato, perché se voi, non so se qualcuno di voi ricorda, il tema del legittimo impedimento c'era nel caso di processi di Berlusconi. No? Sì. E si parlava del legittimo impedimento come delle volte era stato letto anche a livello giornalistico come un modo per procrastinare i tempi, per chiedere delle dilazioni pretestuose, ecco. In realtà quello che noi prevediamo qui è una norma, la chiamiamo legittimo impedimento perché è l'impedimento dell'avvocato di poter assolvere quelle che sono le sue funzioni, il suo ufficio, ma che rientra nel campo proprio civilistico, e c'è la possibilità di avere una rimessione in termini che viene fatta però da un magistrato, non è che te puoi fare ad libitum. Questa è una piccolissima, per certi versi, norma, una norma che è stata anche segnalata anche dall'avvocatura, perché ci sono stati anche dei casi anche occorsi anche l'anno scorso, cioè avevano avuto anche avuto anche della risonanza proprio per delle difficoltà del singolo avvocato di poter recarsi in udienza. Magari può accadere anche per un figlio, no? Il figlio che ha un malore, il bambino piccolo che devi portarlo in ospedale e ti trovi a non poter più fare l'udienza e non hai nessuno che vada a sostituirti. E tra l'altro a volte è facile parlare e dire vabbè, basta che tu in mandato sei, invece che da solo hai il tuo collega avvocato, cioè ti fai il mandato in 2 persone. Però per esempio anch'io adesso che ne sto facendo anche tanti, i cosiddetti gratuiti patrocini, cioè ci sono delle persone non abbienti che hanno diritto nel caso in cui abbiano i processi, hanno diritto di avere un avvocato a spese dello Stato quando tu non hai il reddito minimo che viene previsto. Ecco, però ci può essere solo un avvocato, cioè io non posso avere 2 avvocati in mandato, per cui ci sono solo io. Nel caso in cui io ho un malore e non sono in grado di firmare una delega, no, a un collega avvocato che poi va in udienza, rischi veramente di pregiudicare anche la posizione del tuo cliente. Quindi noi abbiamo fatto questa norma, ho fatto questo disegno di legge, sono stati presentati gli emendamenti
Questa mattina abbiamo votato gli emendamenti, sono stati fatti degli aggiustamenti, no? Anche su come viene comunicata come viene comunicata questa assenza, e che lo puoi fare anche con PEC, cioè non è che uno sta per morire, lì sta per entrare in coma, dice un attimo che devo fare il deposito telematico col processo civile, ho bisogno della chiavetta, della firma elettronica. Ecco, però sono stati approvati degli emendamenti migliorativi, e io spero e auspico che domani oppure nelle prossime sedute, non appena vengono, perché l'Italia è sempre complessa, no? Gli emendamenti di questo tipo devono avere il parere favorevole della Commissione Prima Affari Costituzionali. Stiamo attendendo il parere della Commissione Prima, dopodiché possiamo votare il cosiddetto mandato al relatore, quindi di poter andare in aula al Senato. Noi infatti li abbiamo approvati in Commissione, e dopodiché si riprende tutto l'iter alla Camera, però noi confidiamo che una norma così sia appoggiata anche è stata appoggiata anche dalle rappresentanze dell'avvocatura, proprio perché è un segnale proprio non solo di rispetto della professione, ma è un segnale soprattutto di tutela del cliente, che non si deve trovare in situazioni veramente di difficoltà, addirittura di perdere il diritto perché il proprio avvocato ha avuto un malore improvviso, oppure un'incombenza improvvisa. Sono anche delle piccole norme, ma sono molto importanti. Sicuramente. Senta, ma mi dica una cosa, voglio dire, già un quarto di secolo fa circa dicevano a me, giovane matricola di giurisprudenza, guarda che comunque la professione sta cambiando, perché oggi, specialmente a Milano, quello che si fanno sono per lo più transazioni, perché si preferisce non andare a dibattimento, si preferisce evitare di spendere soldi nelle cause. Oggi noi ci ritroviamo con una categoria, quella degli avvocati, ne abbiamo molti di più rispetto alla Francia, per esempio. Mi passi la battuta, molti di questi sono tutti calabresi che stanno nella zona di Piazza Bologna a Roma, però al di là della battuta, essendo anch'io calabrese, quindi ho rischiato anch'io di finire da quelle parti a fare l'avvocato, ma a maggior ragione le dico, secondo lei come deve crescere l'avvocatura in questo paese? Ora, mi permetto però di dare un aggiornamento di alcuni dati che sono anche molto recenti. Ora, cos'è accaduto ai tempi, a questo capitolo miei e anche suoi? Cioè, io adesso mi sono laureata, voglio dire, più di 20 anni fa, e ormai sono quasi 25 anni fa. Era un periodo dove, tempi di Mani Pulite, tutti si sono iscritti a giurisprudenza e ci siamo trovati perché abbiamo vissuto avvocati. Gli anni 90 in tribunale, è così. Ecco, e allora c'era veramente un eccesso veramente di numero degli avvocati, che ha creato poi una concorrenza strana e difficile. Cos'è accaduto? Oggi la professione forense non è più appetibile. Non abbiamo più praticanti, non riusciamo neanche più a trovare i praticanti, quando invece io ai miei tempi, per fare la pratica forense, ho dovuto suonare il campanello di più di 30 studi a Vicenza per supplicare che mi prendessero a fare la pratica, per riuscire a fare i 2 anni di praticantato. Oggi non abbiamo praticanti, ma si stanno ogni anno cancellando sempre più avvocati, perché la professione non è più appetibile, perché il reddito medio, poi uno mi viene a dire è il dichiarato invece che non il dichiarato, è quello che lavora in nero, quello che non lavora in nero, che è deprecabile. Ma se noi guardiamo il reddito medio, sono dei redditi molto difficili, e noi donne avvocate abbiamo un reddito medio ancora minore di un uomo. È una professione che è in difficoltà ed è in crisi. Se andiamo avanti così ci saranno sempre meno avvocati, non lo so. Poi io sono sempre dell'idea che è giusto che il cliente, il cittadino, abbia la possibilità di scegliere, cioè io deve essere nella situazione di scegliere. Potrebbe andare dall'avvocato super, dico così, milanese, no, dove sulla varcare la soglia deve versare il fondo spese, ma deve avere il diritto di avere l'avvocato anche se vive a Novaroli Vicentino. Certo. E che deve avere un avvocato che stia lì, che magari gli fa la pratica di confine.
è giusto che vi siano vari livelli delle professioni, non è che poi si debba arrivare a ristringere. E molte riforme che sono state fatte sull'avvocatura sono passate sopra la testa degli avvocati. Io sono in Parlamento al terzo mandato, quindi sono in Parlamento ormai, sono da 11 anni, che sono da più di 10 anni, ecco, che sono in Parlamento. Sì. E ho visto tante riforme passare e sono delle riforme che hanno tolto il lavoro agli avvocati. Anche tutta la fase di questa mediazione, è vero, la mediazione ha tolto anche dei processi che magari sarebbero andati davanti al giudice, no? Si sono meno pratiche davanti al giudice. È vero che la pratica davanti al giudice, cioè quando tu vai a processo, io delle volte lo dico, è meglio andare a processo quando hai torto che non quando ritieni di avere ragione. Perché nel momento in cui hai torto hai la possibilità almeno al 10% di vincerla, ma quando hai ragione hai il 90% di possibilità di perderla. E le Sa cause, che questa è una sono prospettiva molto che non rischiose. avevo mai valutato, però è interessante. No, è interessante. no, ma nel senso è un impianto, però io penso che nel momento in cui cresciamo tutti con un'avvocatura seria, deontologicamente seria, importantissima la funzione dell'ordine degli avvocati, perché se il cittadino si trova davanti un avvocato che lavora male, che non segue le pratiche, che utilizza magari metodi che non sono corretti, è corretto e giusto che l'ordine intervenga e che applichi delle sanzioni rigorose, in modo da avere un'avvocatura seria. E io non sono convinta che è il mercato che fa la selezione. Il mercato non fa la selezione perché il cittadino a volte non sa distinguere se davanti io ho una persona seria o se ho un mascalzone, se quello che mi sta facendo la causa è uno dei migliori avvocati che ha studiato o se è uno, voglio dire, avventuroso. L'ordine, adesso c'è da anni, c'è una discussione che a livello europeo l'Europa non vuole gli albi, non vuole gli ordini, il mercato libero, ecco, signori, il mercato libero potrebbe fare una selezione di tipo diverso, ma non dà a te possibilità di consumatore a volte di saper distinguere, mentre se tu sai che uno è iscritto all'ordine, sai che c'è un ordine serio, che i suoi iscritti li monitora, nel senso che quello che fa mascalzonate è uno che se si è iscritto vuol dire che ha fatto un esame di Stato, vuol dire che si è preparato, che ha fatto l'orale, che ha fatto gli iscritti all'esame di ammissione avvocato, all'iscrizione all'ammissione all'albo, che ha fatto l'orale, dovrebbe essere già un modo di selezionare, ecco, di selezionare, perché è importante questo. Poi è importante anche che vengano fatte chiaramente, questo adesso è il discorso della giustizia che è eterno. È chiaro che se noi abbiamo delle norme chiare, interpretabili, ma chiare, tu hai la possibilità, avvocato, di dire ma guarda, se vuoi fare questa causa ti dico io che più o meno dovrebbe andare in questo senso. Ma se abbiamo norme come le abbiamo, farraginose, confuse, con una successione di leggi del tempo caotica, tu vai in causa ed è come lanciarsi quel parapendio non sei neanche sicuro che si apre. Certo. Ecco, e questo è un problema. Senatrice, il tempo purtroppo è finito, però io le chiederei a questo punto di farmi un regalo per la prossima stagione, perché noi ripartiamo il 3 settembre. Se lei trova tempo quest'estate o dopo il 3 settembre, facciamo una bella chiacchierata, la registriamo, facciamo un bello speciale sul mondo dell'avvocatura, anche perché è periodo anche di orientamento scolastico, universitario e così via. Sì, non sarebbe male che una professionista, ora lasciamo stare il ruolo politico, ma non sarebbe male sentire una professionista parlare del suo lavoro e chiaramente gioie e dolori che ha incontrato nella sua carriera. Me lo fa sto regalo? Benissimo, volentierissimo per voi sempre. Grazie. Va bene. Allora, Grazie buona infinite. serata a lei e ci Saluto. ritroviamo presto. Grazie. A presto, Sigla. arrivederci a tutti. Ciao Radio Libertà, ciao. Qui Parlamento. E allora, bella gente, noi per questa sera abbiamo finito. Stasera è finita anche la quinta edizione di Aria Fritta, 19 alle 17:30, avete ascoltato l'ultima puntata. Ci salutiamo con Blondie, Heart of Glass, Cuore di vetro, 1978. Appuntamento domani alle 18:05
trattabili per la penultima puntata di questa quarta stagione di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Noi che siamo Microfono d'Oro 2024, poi venerdì festeggiamo con Lorenzo Viviani a Chilometro Zoom. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time